con Mirko, uno dei protagonisti di questo street food eccezionale. Allora, innanzitutto, come sta andando? Ma dai, bene, la partecipazione c'è, la risposta positiva anche, quindi siamo contenti. Ecco, da quanti anni venite qua a Rosolina Mare, lo sai? Guarda, per noi in realtà quest'anno è il primo anno, dopo la nostra azienda è 60 anni che c'è e questa dello street food è l'ultima evoluzione della nostra azienda. Ecco, la gente come risponde? Nel senso, si diverte ad assaggiare cibi strani? Ho visto addirittura l'hamburger di canguro, una cosa che... sì, anch'io sono rimasto stupito dalla varietà di offerta che c'è, la gente è sicuramente contenta e devo dire, per quanto riguarda il livello personale, sono tornati tantissimi a farci complimenti. Allora, 2020 avete avuto problemi col Covid, la gente come si sta muovendo? Ha voglia di queste cose? Ha voglia di rilassarsi, di divertirsi, di non avere troppi pensieri, quello un po' come tutti, dai.